No, mia madre era sempre contraria a tutto quello che io facevo, soprattutto se si trattava di andare lontano da lei. Allora, per mia madre gli egoisti erano quelli che, secondo me, avevano delle passioni al di là della famiglia. Quando io ero piccola non usava portare la mamma dallo psichiatra, quindi te la tenevi com'era con le sue stranezze. Insomma, ho capito alla fine di questo libro che in realtà ero stata molto amata. Daria Bignardi al Teatro Filippini parla di Gianna Rosa, sua madre, malata di ansia, del libro in cui ripercorre quel rapporto doloroso. Non vi lascerò orfani il titolo, la scritta letta su una lapide tratta dal Vangelo di Giovanni. 100.000 copie vendute, pure l'approvazione del temutissimo critico Goffredo Fofi, che ha decretato è nata una scrittrice. E il libro infatti è bello, scritto nel linguaggio del ricordo, una storia piccola perché personale, normale, grande perché coinvolge, commuove e diverte. Non vi lascerò orfani, un modo per dire che quando scopri l'amore universale non ti senti mai solo, nemmeno dopo la perdita. La morte di mia madre è traumatica, come sono tutte le morti improvvise, mi ha obbligato a scrivere del nostro rapporto, che è un rapporto molto conflittuale, molto profondo, di grandissimo amore e anche di conflitto, come succede spesso tra madre e figlia. Poi da lì ho parlato della mia famiglia, che era una normalissima famiglia. Io ero piccola negli anni 60 e 70 in un mondo che era molto diverso da quello di adesso e ho riscoperto scrivendo come è stata bella la mia infanzia. Infatti c'è un po' di senso di perdita, ma anche molta vita. Molta felicità anche, perché per tutta la vita ho pensato, come fanno tanti figli, di avere dei genitori complicati, difficili, faticosi e di essere anche sfortunata, perché mia madre era molto ansiosa, era proprio malata di ansia ossessiva, ne ho molto sofferto. Poi invece, pensando, scrivendo, ricordando, ho capito che in realtà ho avuto una madre che mi ha amato moltissimo e capisco che questa sia una gran fortuna. Un pubblico proprio da Bignardi, quello della serata voluta dalla Fondazione AIDA, composto ma non passivo, interessato, preparato e accogliente. 2 ore di un racconto che sembrava fatto nel salotto di casa. E un tributo alla giornalista è doveroso, lontana da ogni divismo a cui ci hanno tristemente abituati personaggi e finti personaggi della TV, lontana da ogni polemica, non ha infatti voluto parlare del suo programma tagliato da Rai 2, è arrivata, non fredda come le cronache la vorrebbero, alla mano. Si è semplicemente seduta su una sedia e ha parlato di sé e di quello che penserebbe sua madre. Farebbe finta di arrabbiarsi, perché io parlo anche male di lei, la prendo in giro, la prendo molto in giro, è un libro che fa anche ridere, però poi sarebbe contenta, perché essendo egocentrica sarebbe contenta che si parli tanto di lei.